Per Mirko Possamai l'infisso è una questione di famiglia. Nelle sue azienda, con sede a Vidor, fondata 20 anni fa, i suoi collaboratori sono la moglie Paola, la figlia Simona e il figlio Andrea, futuro titolare dell'attività. Il settore degli infissi è evoluto. Una volta c'erano i soliti serramenti in legno, adesso ci sono dei serramenti innovativi, come noi abbiamo puntato in serramenti in PVC. Il mercato lo richiede e siamo riusciti ad avere una buona soddisfazione con i clienti e anche una buona soddisfazione economica. I clienti sono diventati sempre più esigenti, quindi cerchiamo di personalizzare il prodotto, cerchiamo di fare come fosse un abito su misura anche quel serramento. Adesso in questo periodo va di moda molto i profili quelli minimali, i profili sottili, quindi cerchiamo di seguire questa strada, di essere competitivi e cercare di soddisfare il cliente. Fra 20 anni io spero di essere ai Caraibi, perché fra un mese e mezzo circa andrò in pensione. E quindi, ma con questo non vuol dire che lascerò questo mondo che è il mio mondo, anzi cercherò di insegnare e donare quello che ho imparato nel tempo a mio figlio, che sarà quello che poi prenderà in mano l'azienda. Come vedi questo settore tra una ventina d'anni? Allora, nel processo produttivo la figura dell'operaio andrà pian piano a scomparire e verrà affiancato per lo più da nuovi macchinari sempre più tecnologici e all'avanguardia. E a differenza del ruolo del consulente o del posatore che secondo me resterà sempre svolto da una figura fisica, da una persona fisica, anche perché per posare magari un serramento a regola d'arte c'è bisogno di questa figura. E ci sarà sicuramente molta più tecnologia e più domotica. E basti pensare che anche adesso un portoncino d'ingresso può essere aperto con il lettore biometrico e magari chi lo sa in futuro col comando vocale. L'infisso di Possamai Mirko utilizza materiali riciclati e riciclabili, sono materiali durevoli nel tempo e a basso impatto ambientale. E per noi innovazione vuol dire restare al passo con la ricerca, lo sviluppo e con tutte le nuove tecnologie all'avanguardia. Fin dalle vacanze estive, quando studiavo, ho affiancato mio padre qui in azienda, dove mi sono appassionato al lavoro e al senso di impegno e costanza. La mia idea è quella di ampliare la parte tecnica ed è per questo che sto frequentando dei corsi specifici grazie ai quali potrò sviluppare dei progetti realistici che potranno offrire al cliente la visione di un lavoro finito ancora prima di realizzarlo.